Come avete già visto nel titolo e nell'intro di questo video, oggi andremo a costruire un jig per la combinata che nessuno vi ha mai fatto vedere qua in Italia, e forse c'è anche un motivo. Per realizzare questo video ho preso ispirazione da un video di Michael Alm che ha realizzato anche lui questo jig. In America è una cosa che ho visto utilizzare spesso. Vi lascio anche qui nelle schede questo video qua che vi spiega meglio la sicurezza di questo jig qui. Per cui prima di commentare con le vostre opinioni date uno sguardo, informatevi e poi date un commento sensato, grazie. Alcuni di voi potrebbero criticarmi dicendo: sì, ma Mario, ma hai un bel tornio lì, perché non utilizzi il tornio per fare questi lavori? E a dir la verità, in parte avete ragione, perché si possono realizzare questi pezzi anche al tornio. Ma perché farlo al tornio quando si può costruire un jig abbastanza semplice con cui ripetere queste lavorazioni più e più volte? Sicuramente il tempo di apprendimento del tornio più il fatto di ripetere in serie delle lavorazioni non batterà mai il tempo che ci vorrà per farlo con questo jig. Quindi andiamo alla lavagna e vi spiego brevemente qual è la mia idea. Nella maggior parte dei video che trovate online questo jig viene costruito dagli americani da utilizzare su un banco sega e non su una combinata, che è ben diverso. Loro quindi utilizzano i due slot a destra e a sinistra della lama per costruire sopra un jig che si infili in queste guide in modo da essere parallelo alla lama, passarci o a fianco come quello che avete visto prima di Michael o come altri che ci passano sopra. A me è piaciuto quello che ha costruito Michael perché ha la possibilità di regolarsi in lunghezza con i pezzi, potendo fare piccoli o gambe più lunghe, e poi poter switchare e dare una piccola angolatura al pezzo in modo da fare dei piccoli coni, diciamo, per fare delle gambe affusolate del genere. Io ho pensato, questa è la mia combinata, questo è il carro che ho, e sul carro ho due T-track lunghissime, per cui prima cosa non ho bisogno di un jig che sia gigantesco per realizzare questo lavoro e non ho bisogno di comprarmi le T-track perché ce le ho già all'interno, per cui mi serve solamente un punto di inizio dove io vado a fissare il mio pezzo e lo faccio girare con l'avvitatore, e mi serve un punto finale che lo chiameremo tipo contropunta, dove attaccare il nostro pezzo e farlo girare. Non mi piace l'idea di farlo passare sopra la lama, anche perché con questa maniera non riuscirei a farlo, per cui lo facciamo passare a fianco alla lama. Quindi questo jig può essere fatto in due pezzi con uno slot per farlo scorrere a destra e sinistra e regolare i due pezzi, quindi abbiamo 1 e 2, qui abbiamo la punta che fa girare e qui abbiamo la contropunta. Qui in mezzo avremo il nostro pezzo di legno e qua che gira veloce abbiamo la nostra lama. Quindi il progetto di per sé ho cercato di semplificarlo il più possibile per creare un jig funzionale, super semplice, ma che faccia il lavoro che serve. Per cui andiamo subito a cercare dei pezzi di scarto per realizzare questi primi due pezzi. Tutto quello che ci serve è un pezzo di scarto in listellare MDF e queste vecchie gambe di un armadio che avevano perché sono in mogano, ed è un legno duro che a noi va benissimo per la seconda parte.
Allora, arrivati a questo punto, questo qua sarà il perno che gira. Ho messo qua davanti un dado M6 da 10 mm, un cuscinetto da una parte, un cuscinetto dall'altra, perché avevo fatto dei test senza cuscinetto, solo col foro passante, ma girando così tanto fa un sacco di attrito e il foro si va ad allargare e non rimane preciso. 2 cuscinetti, dado in più per tenerlo più in fuori, rondella, cuscinetto, dado autobloccante che non stringe ma evita che questo si sposti avanti e indietro, e questo qui è l'ultimo dado per bloccare il dado a ragno che andrà qua. Ok, siamo pronti per il primo test. Per essere fissata ci vanno 1, 2, 3 e 4. Passeranno così. Porca vacca, perfetto. Poi ci va rondella 1, rondella 2, 3, 4. Per stringere mi sono stampato delle manopole. Ci ho inserito dentro con la resina un dado M12. Queste qua, una volta settate e strette, 1 e 2, questo non va da nessuna parte. Perfetto, prepariamo ora il pezzo da tornire. Il gioco qua è molto semplice. A noi basta quindi trovare il centro del pezzo e qui andremo a fare nella parte che va fissata al chiodo un forellino da 4,5. Dall'altra, che ci va il dado, andremo a fare un foro da 6,5. Una volta preparato il dado a ragno e il controforo qua, andiamo a bloccare la prima parte. Ora io per convenienza lo bloccherò qua a filo con il carro. Foro si va a infilare lì, questo va avvitato. Una volta avvitato si mette il controdado e si va a stringere, e poi anche questo lo vado a posizionare a filo qua. Vedete che questo gira senza nessun problema. Ora, anche se i due fori qua non li facciamo perfettamente dritti, poco cambia secondo me, perché comunque questa parte e questa parte sono perfettamente unite, quindi questo sarà un po' storto ma comunque il pezzo poi verrà perfettamente dritto. Stringiamo bene e facciamo il primo test. Ora, come vedete, comunque anche con questo il pezzo gira molto libero, senza nessun tipo di problema o vibrazioni, perché è troppo sbilanciato. Se si vuole si può andare avanti e andare a rifilare, però ho notato che non c'è troppo problema neanche andare diretti così. Succederà un bel casino di sporcizia, ma avrà una figata, ve lo garantisco. Questa è tutta la sporcizia che c'è. Ora, come potete vedere, il pezzo è dritto e preciso. Si vedono qua i segni della lama, ma solo perché siamo partiti dal pezzo quadrato. Se invece adesso ci avviciniamo un altro po' e la rifiliamo, secondo me viene molto più liscia e possiamo andare molto più veloci. Questo è il risultato che si ottiene, un bel profilo dritto. Ora dipende anche dall'essenza, questo qua è abete, morbido, giusto per fare test, però non si può dire che il risultato non sia buono, è veramente ottimo e soprattutto è costante. Questo qua è dritto per dritto. La roba bella di questo jig qua è che, avendo le due parti mobili, si può spostare avanti una o avanti l'altra, o indietro una o indietro l'altra, e ottenere delle gambe sfalsate, ovvero che all'inizio hanno un certo diametro e alla fine ne hanno un altro. Questa è proprio la prova che faremo ora. L'importante è che il nostro jig non vada a toccare, e così ci passiamo veramente vicino. Ma comunque, prima che la lama abbia la possibilità di toccare qualche ferramenta qua interna, raga, quello non vi preoccupate che non ci sono possibilità.
come potete vedere qua si va a stringere e in questo modo in pochissimo tempo voi siete andati a tornire senza il tornio una gamba per il vostro progetto. La roba bella è che questo metodo qua è replicabile in serie, perché vi basta segnare la posizione o trovare il modo di bloccarlo esattamente e voi potete ripetere in serie la realizzazione di gambe che siano piccole per dei comò o più lunghe per altri progetti senza bisogno del tornio e con poca fatica a mio conto. Per cui per quanto mi riguarda questo jig è super approvato. Per chi se lo stesse chiedendo, no, questo non è l'unico tentativo che ho fatto, ma ne ho fatti svariati e sono tutti questi: gambe piccoline, sfalsate, paletti dritti, pali più grandi, pali molto lunghi. Questo è uno dei primi test che è sfalsatino, venuto male. Questa è una mazza gigante. Sono sicurissimo che più andrò a utilizzare questo jig, più capirò le potenzialità che ha e verranno fuori sicuramente nuovi utilizzi. Se sei arrivato fino a questo punto io ti ringrazio e commenta con le voci della sedia scrivendomi per quale progetto utilizzeresti questo jig. Io ne ho già uno in mente che vedrete prossimamente. Prima di salutarci volevo ringraziare tutti i Patreon che continuano a sostenere questo mio progetto. Grazie mille ragazzi e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.